Dal governo via libera alla stretta sulle scarcerazioni dopo l'emergenza Covid. Saranno rivalutati tutti i casi. Ribadita la lotta alla mafia, afferma il ministro Bonafede, nessuno può approfittare del virus. Francesco Maesano. Il decreto antimafia, approvato dal Consiglio dei Ministri, punta a riportare nei penitenziari i boss scarcerati in seguito all'emergenza Covid. L'ultima parola ovviamente resta ai giudici. I tribunali di sorveglianza dovranno rivalutare dopo 15 giorni e poi ogni 30 la necessità di misure alternative al carcere, valutazione che potrà essere effettuata subito se l'amministrazione penitenziaria individuerà altri istituti o strutture protette. Non si può approfittare dell'emergenza coronavirus per uscire dal carcere. Sarebbe un insulto alle vittime, ai loro familiari, a tutti i cittadini. In periodi straordinari servono provvedimenti straordinari. Adesso il quadro sanitario è cambiato e i giudici dovranno rivalutare tutte le scarcerazioni da loro disposte. A capo del DAP arriva il magistrato antimafia Bernardo Petralia e dopo le polemiche Bonafede rivendica l'impegno del governo contro le mafie. Questo governo dimostra la ferma lotta alla mafia con i fatti. 2 decreti in 2 settimane. Con il primo abbiamo dato una stretta alle scarcerazioni, con il secondo puntiamo a riportare tutto alla normalità. Su questo fronte il mio impegno sarà continuo e incessante. E su giustizia e misure economiche si riaccende il dibattito tra maggioranza e opposizione.